Sono arrivate al porto di Palermo le due navi della legalità provenienti da Civitavecchia e Napoli, con a bordo studenti di 250 scuole d'Italia. La manifestazione organizzata dal MIUR e dalla Fondazione Falcone ormai è divenuta simbolo dell'impegno della scuola a favore della legalità. Siamo tornati per non dimenticare, si legge sul cartello che all'uscita del portellone della nave era sostenuto tra gli altri dal ministro dell'istruzione Francesco Profumo e dal procuratore nazionale antimafia Piero Grasso. Ad accogliere gli studenti sotto una pioggia battente autorità civili e militari cittadini. Un pensiero anche a Melissa, partita con noi da Napoli, dicono tutti gli studenti, ma sentiamo le testimonianze all'arrivo della nave al porto di Palermo. Due giudici che hanno lottato contro la mafia per avere una terra libera, che è la nostra regione Sicilia, e perché per la legalità e per la giustizia, per tutte quelle persone morte ingiustamente come loro. Penso che anche se non li ho visti, sempre mi dispiace perché sono delle persone come tante che sono morte per lottare contro la mafia e sono i miei idoli. Sono degli esempi da seguire, dei grandi che dobbiamo per celebrarli dobbiamo continuare il loro lavoro. Un dato per esempio che mi conforta è il frutto del lavoro dei magistrati di Caltanissetta. Intanto sappiamo che la verità processuale costruita per la strage di Via D'Amelio era falsa. Non è una cosa da niente, è gravissimo, lo so, però potrebbe essere la base per finalmente arrivare dal falso alla verità. La questione è lo scioglimento dei nodi che legano Cosa Nostra a pezzi del potere. E quella è la partita vera, e lì le difficoltà ci sono sotto gli occhi di tutti. La presenza di tanti giovani qua ci dice che il ricordo non è passato. Dopo tanti anni noi ricordiamo ancora insieme a tanti giovani quello che è stato il sacrificio dei nostri colleghi, di Giovanni, di Francesca e anche di Paolo. Allora dobbiamo chiedere anche a ciascuno di noi di essere persone più responsabili. La memoria ha bisogno di impegno, se no diventa retorica della memoria.